se dire anche in Italia la Romeo, noi poi che c'è Idria. Allora? È in buono o no? Vai fino dove ci sono. A Igor si presenta con il cambio. E via! E via! E voi chi tornaglia qui? È stato un po' lungo. No, io devo comprare chiedi sempre di no, devi comprare gnolo e devi di no, ma a me mi devi perdere via. Chiedi sempre il zero Ma era più bello fare se compro ogni volta devi comprare di nomi, non lo saluto neanche più perché hai già sempre cosa, non magari no. Questo meglio. perché mi sembri un criceto, c'hai le due mandiboline qui un po' espanse, cosa hai mangiato? Dei chiodini? La salute della rivolta. Ne avevi girato un attimo? Avremo bisogno che... Hai girato un attimo? Mi pianichi che devono rimanere nella storia, della rivolta è in incognito, sei in incognito, vediamo su. No, non è per quello, è che nessuno fotogenica. Come non sei fotografa? Ma questa non è mica mai che è fotografa. No, è tutta una battuta. Ah, vabbè, guarda che va bene, partiamo. Non l'hai mai preso su? Non è che la prossima volta ti... Infatti non mi voglio perdere il meno possibile. Cameriere Massimo. Abbiamo trovato sul tavolo. Cosa serve? Abbiamo un dubbio, non sappiamo di che cosa si tratta. Vorremmo un giudizio femminile prima e dopo un maschile. Chiamala! Abbiamo il dubbio, non sappiamo che... Rufus, girati. Allora, siamo qui che abbiamo degustato il re dei formaggi mondiali, parmigiano reggiano, il produttore Lievero Feno e quanto pesa una forma di questo tipo? La forma, questa qua è metà forma, la forma pesa 40 kg più o meno. Quindi metà 40 e intero 80? Metà è 20? E quanti litri di latte corrono per produrre una... Per produrre una forma ci vuole sui 500 litri di latte. Un cane c'è? 500 litri di latte. Abbiamo visto che comunque è un prodotto eccezionale perché è sparito, praticamente qui non si fa tempo a tagliare. Mai finito? Ma vedo che mangiano volentieri anche la crosta, quindi un brindisi ne viva ai produttori del parmigiano reggiano. Dalla Pieve è tutto. Per ora. Arrivati, venuti come la luce. Eccoli. Il ragazzino. Di nuovo. Rufus. Oh, prima piano. È la prima. Dopo l'ultima. Io ne ho mangiate due. Ma scusa. Ma sei chiglioso! Dopo lunga attesa finalmente riusciamo a degustare una famosa crescentina fredda. Eccezionale veramente.